allora in questo biel tramont, dalla fine di gennaio, usiamo non il benvenuto, ma il bentornato, e il bentornato a chiattarsi. E pensi che anche voi altri e condividete la nostra emozione tal richiattarsi in queste vecchie stalle, in due che i famosi del colono si facevano in la fila, richiattarsi dopo 2 anni. A dire la verità, con Avostanis, che chi stanno arrivando alla 34esima edizione, non si era de ben ogni anno. E con in file vi avuto qualche complicazione, però vi dico che si può tornare a cominciare e rilanciare l'attività culturale. E chi sta le meriti dai Furlans, perché è state fatte una collette, un finanziamento popolare con un'iniziativa di Sergio Ceccotti, che nos permette di avere una continuità per diversi anni, anche come in affitto, con una grande disponibilità da bande dal proprietario. Sono quasi 300 e io so che chi fra di voi sono dei tanti che hanno aderito a queste forme di solidarietà rispetto a chi questo che lo consideriamo a chi sponda andiamo poi di prima una sorta di chiesa dai Furlans. E difatti in poi dalle rassegne che voi si conoscete, che chi faceva un viere che in estate, in poi di questi viene anche l'intenzione, viene già cominciata a farlo, di inserire altre iniziative. Per altri, siamo alla serie di incontri invernali numero 27. Il primo lo avevamo fatto dal 1998, mi sa me, il primo incontro in assoluto lo abbiamo fatto con 2 maestri, dal momento che sapete che il titolo di chi stanno, che non sarà ispirato in essi consulenti scientifici Agnul Floramo, che dopo i 2 la per aule, e che è di 15 anni che hanno seguito, che collaborano con noi, da tempi non sospetti anche, da chi avevi la fortuna di noi in tantissimi sa conoscerlo. E dunque, sapete che il titolo di chi stanno alle Magisterium per aule complesse di grandissime ricchezze che dopo non sarà sviluppate chi dai nessi relatori. Siums, Olmis, Utopis, di Homs e Feminis che hanno lasciato il segno. E avevi cominciato con 2 maestri, uno era il titolo era Tieris Novis e Ci Novus. Il primo era un predi, Pretoni Belline, che è stato un gran maestro di Furlan, e che l'altro era invece un ateo, era Tito Maniaco, che dopo la prossima volta Martina del Pico la Salud di Caichi avvignerà riguardato con un capolavoro dedicato a tutta la sua prima esperienza di maestro quando aveva 24 anni. Lui cittadino appena io fu dalla scuola pieno di grandi idee che è finito in queste buse dal monte, insomma dal monte su Pasore Muic a Muiesse, no? in dove non arrivava neanche la corrente elettrica, non avevi neanche, va bene, i salvarei tutti che robischi. E dunque avevi cominciato già all'insegna della magisterialità, in quinti di chi stanno in Savisca sono 5, perché piuttosto che fa tanti robis, preferisco coltivarli bene, sono 2 momenti che vengono studiati con grande attenzione e con riflessione. Sono 5 inquinti che vengono accompagnati come chi faceva quasi sempre, anche di un momento espositivo che può lasciare qualche messaggio. E queste mostre, che voi si vedete, che ti riparesi dalla storia dei colonos, a metà confronto un grande maestro Furlan, non come Furlan è stato nazionale e internazionale, Zigaina, che l'hanno passata, l'hanno riguardato per il suo centenario, con un giovane Furlan di Codroip, che è Davide Macor, e che al debutto in qualche maniera e vi voluto proprio coltivare chi strapuarta. Allora intanto prima di dare la parola ai relatori dare la parola pal teme e pal titolo che non sa suggerito, grazie Agnul, Angelo Floramo. Grazie. Nome un ponte così di riflessione ho pensato di dedicare rassegne ai maestri e agli maestri perché le ete che oscugnin vivi è a vonde scure
E allora quando tu vadi in davanti al scuro tu hai bisogno di costellazioni. Un maestro, una mestre è veramente una costellazione. Non è perché ti insegna là da urda i siei pis e degli suoi solmis, che non è un bravo maestro. Non ha voglia di ripeti, che tu ripeti se che l'ha fatto lui o che ha fatto te, ma che tu vedi un drecciamento de morale forte. In un momento come il nostro veramente di grande disorientamento, tornare a ascoltare gli svos dei maestri di un team, ma anche dei news maestri di che e sono donne, possono essere anche giovani, no? Possono essere anche libertari, utopisti, bois di screare news orizzons al dovente veramente interessante. Una ponte di polemiche, la sagenzie culturali, cioè bruttissime robe, no? Definì al calfa sculture agenzie culturali, che sono le scuole, le università, che varessin di coltivare il rapporto tra maestri e arlev, e rischi sempre di più di perdi queste loro dimensioni. I vin sul Brear, due personaggi che hanno a ce fa e hanno avuto a ce fa con le scuole. Gli ultimi macacadis dal ministri delle pubbliche istruzioni, si chiamavano a volte pubbliche d'istruzione. Valditara che al pratint che le letture dalla Bibbia e il latino tornino a essi i cardini fondamentali, no? Le scritte dalla scuola, io penso che sia veramente una disperazione, una disgrazia, non per il latino e non per la Bibbia, ovviamente. Ma per il modello di formazione che si panta in un mondo così complicato come il nostro, e quindi in una realtà tantiamo così diventa più intrigante, più interessante ascoltare anche le voci di quel che acchiappe così acclappadorie queste cristallerie di stupidità che nos circonda. Quindi viva i colonos e buon proseguimento. Grazie. E prima di cominciare, dos peraulis, allora, per che riguarda le mostre, li din ai due curatori, Eva Geati che purtroppo è influenzata, avrà avuto di vigni di Bologna e non poi si presenta, si scusa di chiste, e Michele Bazzana che è stato che però ha fatto queste proposte. Allora Michele. Sì, mi sentite? Sì. Ben chiattas. Scusate il mio imbarazzo, ma non è proprio il mio mistero che di fevalà e di cura mostris. Detto questo, también vai. Han dite quasi già tutte Agnul e Federico, tal senso che l'idea di metti zigaine in mostre è un po' leade al centenari dalla nascita e il fatto che vevin dei lavori stambiei che sono stati esposti pochi volte, se no a San Vita e tra un po' da altre mostre, no? Quindi era fatte a Gradistie e zigaine all'umestri e finché non ci piove. L'idea è che un po' come lei al discorso che l'ha fatto Agnul è il fatto di mettere in confronto un altro artista che in realtà non ha mai fatto mostris e quindi è un autodidatta, l'ha imparato solo con questo spirito di zigaina di doprare il segno di sta attenta a cercare su sette l'attualità, di metti sulla chiarte che succede al nostro mondo e che è Davide Macor e così è stato, io vi deciso di fare, l'abbiamo fatta e dopo ipotesio di la mostra con calme e se vi di fare qualche domanda a me o a Davide che lei in sale ben volentieri. Sì, Davide in la setu e alle timida lì. Bello dai sonca lì. E ultime robe, non sai Federico se tu has dite, vi un pistoletto originale che resta permanente ai colonos che l'è fatta la parte. Tu hai fatto bene a dirlo. Fra le diverse iniziative che vengono inviate è stata anche un incontro proprio con un pistoletto che è stato fatto qui con 50 studenti dalle scuole superiori di Codrol che erano
affascinati in magas di c'è che contare questi mestri dal nostro tempo, veri mestri, perché l'arte lo in come impegno sociale e anche etico. Non viene il team io sconterei in qualche vari un momento anche il significato di queste scrivici che autografo che lui nos ha regalato. Bon, dite che si scominciano allora con gli ospiti, come chi sapessi, Walter Tomada, Bruno Forte, che è un magister, lui potrebbe maestri di professione. Bruno Forte ha insegnato, ha fatto sperimentazioni importanti anche dopo il terremoto, alle zone terremotate. È stato anche vicepresidente dall'Istituto regionale di ricerche e sperimentazioni educative. È stato giudice onorario dal Tribunale minorile di Trieste per una ventina di anni, sì. Mi discurtà. Però voi ricordate a parte dos robis, intanto perché è stato consulente dal Ministero dell'Istruzione su tanti progetti anche di resina. E dopo, dal 2000, subito dopo che è stata approvata dal Parlamento la legge di tutela dei minoranze, lui era direttore scolastico regionale e aveva inviato con tutte una certa metodologie anche l'insegnamento dal Furlan, che dopo fa di tutto per non fare passare, non vuoi slunghiamo di più su questo, e due la per aula allora a Bruno Forte che non sconterà anche dai grandi messi antichi, beh poi grandi sono Socrate e un che si chiamava Gesù, che sono fondi anche dalla civiltà occidentale e che non hanno scritto unerie. Per arrivare fino di due, dove vendite fino a Musk, che è un team purtroppo in che i mestri non le che non esistono, è la società che io coppe, o non permette, o non vuole veio, però si preferisce gli influencer, che sono che determinano e a condizioni l'opinione e le scelte che fanno. Allora io do la parola al maestro Bruno Forte. Mandi buonasera a tutti e a tutti. Lui avvale, ma se parla in lungo, a me non mi piace in tutte queste smignanuli che io i dischi sono fondamentalmente un nono, io ho 9 nevos, da 24 anni a 6 anni, che è una roba splendorosa, bellissima. E allora loro sono mestri verso di noi, loro, i nevos. Allora è una roba che tengo moltissimo, il resto sono trappoli che non vale noi. Allora io sono venuto un evore volentieri quando Federico mi ha buttato le idee, anche se io subito facerai un discorso tutto il contrario di quel che forse altri si aspettavano. Perché qui mi sono che sento un laboratorio fondamentale, la che si ha di mettere ad un le idee, la che si ha di costruire una cultura collettiva. Questo è il problema fondamentale di UE, partire in curte. Allora, io sono andato a pensare qual che poteva essere la definizione più bella, più intrigante dai mestri. Mestri non nel senso di scuole, ma mestri nel senso come che un tempo si diceva il maestro d'arte, il maestro di artigianato, eccetera, eccetera. E io ho chiamato a Profeta Daniele una riflessione bellissima, a quale io tengo un evore, che è che chi? I mestri hanno l'uso col splendore del firmamento, che avranno accompagnato tanto dalla giustizia, faranno un lusor come le stelle per sempre. A me sembra una definizione straordinaria dal profilo del maestro. Allora, in queste gnot, perché tornerai dopo sul tema dei gnot, in queste gnot che noi viviamo, bisogna là fare riferimento a queste personalità che hanno lasciato un segno. E hai ceduto, come dire, di là fuori dai schemi tradizionali, diciamo così.
E io hai pensato, dici, un tal vescovo che si chiamava Cipriano, e sin dal 250 d.C., che era vescovo a Cartagine, e io hai scelto queste l'Africa, perché no, i sin in mofersa, i romans che dicevano, i sono leones. E come i resistin, perché non vogliono che vengano a rompinus i cischi, altri che balis. Allora i scelto perché un dall'Africa. Allora si dice che dice questo Benedetto Cipriano, 250 d.C. Naturalmente, mentre che io vi presenterai in corto, perché è un elenco che non finisce poi, di chiosui. Allora, questo al dice, il mondo invecchiato non ha più l'antico vigore. L'inverno non ha più sufficienti piogge per nutrire le sementi, né l'estate abbastanza sole per maturare le messi. Le montagne sventrate danno meno marmo, le miniere spossate meno oro e argento. I campi mancano di coltivatori, amanti i medici, amanti tutto in questo paese, insomma, no? Ecco, no? I campi mancano di coltivatori, il mare di marinai, gli accampamenti di soldati. Non c'è più giustizia nei giudizi, non c'è più competenza nei mestieri, né disciplina nei costumi. L'epidemia, pensino al Covid, no? E no, dopo si ringa tutto il mondo a Magagnes, no? Decima il genere umano. E al conclude, naturalmente, secondo il mood di Viodi, il sfondo culturale, dice la fine del mondo si avvicina. È nelle letture apocalittiche. Ma attenzione che invece lui, di persone un evore intelligente, che leve i segni dal tempo e che voleva a sua comunità comunicare una sensibilità, una coscienza, un modo di Viodi, aveva capito che all'ave in fruitions l'impero romano. Che era la crisi che entrava e che a scaravoltava, pensai, c'è cranio che aveva questo uomo chi? Ecco, i sin al 250 d.C. E chi sareste dovuti fare una parentesi bellissima su tutta la cultura straordinaria di cui noi non sappiamo noi. E non sappiamo, per esempio, che erano le diaconesse nella tala Africa settentrionale, e tutti i padri delle madri del deserto, la Santa Maria Egiziaca e Antonio che viene riguardato poco tempo fa, e dopo Pacomio, eccetera eccetera eccetera. Bene, lì era una robe straordinarie, una cultura che è di un'altra bande dal mondo, la che viene di chialà, perché anche lì avven, e come no, la cultura. Bene, allora io alle un dire questo qui che viene letto, ma di un'attualità straordinaria, perché dice la spieta ecologica, la spieta spirituale, la spieta economica, la spieta si lein naturalmente trasferente a quelle parole di UE, mai capin tutto un processo, va bene, drenti questa riflessione. Ma io volevo dopo partire sull'idea di gnot, perché mi interessa un evore, mi intrighe queste metafore di gnot, che è il profeta Isaia. Sentinella, dice, quanto resta della notte? Quanto resta? 2 volte si ripete, quanto resta della notte? E noi vin di ve coscienze che si intuna gnot. Non possiamo scambiare la gnot per l'usor, per di. La gnot è la gnot. E questa riflessione qui è stata buttata fuori e messa ad un, niente po' di meno che da Giuseppe Dossetti, che l'ha scritto dai talk stupendi, bellissimi sul tema della notte. Quando diceva,
quando diceva, commentava la transizione italiana, no? E al vedeva l'attacco che facevano al tempo alla Costituzione, con le persone, con i partiti persona, che snaturavano che era il profilo de democrazie partecipate, de democrazie italiane, no, nome italiane. E al diceva che bisogna tornare a pensare politicamente, cioè tornare a riflettere. E noi abbiamo avuto una... E lui aveva fatto mettuta dopo i comitati in difesa della Costituzione. Uno scatto di coscienza civile che uno viodin neanche l'ombre. Allora, noi abbiamo avuto una stagione stupenda, con mestri e mestre anche, che sono le madri, e dice le madri perché c'era una ventina di madri, di femminis, e i padri costituenti. Dopo la tragedia della dittatura, dal fascismo, eccetera, eccetera, il paese ridotto a remengo, questo scatto straordinario di coscienze etiche, civili, da fondis a una nuova visione. Ben che si Paris e Maris sono dei mestri straordinari, perché hanno saputo mettere ad un lavoro di mediazione altissime, perché la politica è fatta di mediazione, sempre, ma si vede a quel livello, sale a livello di baratto, di bassa lega, è una roba, e sale di alto profilo è un'altra par di manis. E chi aveva immettuto ad tre tradizioni culturali presenti in tal momento, che era una tradizione liberale, che ci arriva di definire il cittadino, la tradizione cattolica, che ci arriva di definire la persona, che viene prima dalla Repubblica, dal Stato, eccetera, eccetera. E dopo era il socialista, che definiva il profilo del lavoratore. Ecco, hanno saputo Aris e Maris costituenti metti ad una Costituzione della Repubblica. Allora questo è un passaggio fondamentale, grandissimo. È una stagione che noi bisogna che torni a rilei, a riviodi, sono gli atti, io li rilessi di poco, gli atti della Costituente, la che si vede, i colori differenti, ma unis, l'idea di costruire il bene comune. Questa era la tensione morale grandissima. I differenze, punti di partenza, di vista, com'è, va arrivando a questo. Allora, la stagione che viviamo è stata veduta prima come da qualche personalità tunevore grande, i più. Paolo VI, dalla Populorum Progressio, che è l'enciclica sul progresso dei popoli, la caldis tingatens perché scoppierà la rabbia dei poveri, la clame così. Noi facciamo fette di noi e ci voltiamo di altre bande, i facciamo come i Leviti, eccetera, quando passavano da Gerusalemme a Gerico, no? Ecco, che era un estraneo che è venuto in soccorso. Robe che gli inglesi hanno sottolineato in poco, ma se poco. Ben, dal 67, Popolorum Progressio, Paolo VI al dice, una robe splendorose, al dice che oggi viviamo una sofferenza del mondo per mancanza di pensiero. E torneremo su questo discorso rapidamente, bisogna fare una riflessione di una giornata intera su questa crisi del pensiero, perché ha tante implicazioni, tante robe. Però dopo al dice un'altra roba grande dal 75 nell'Evangeli Nunziandi, al dice sempre Paolo VI, uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri. E poi al Gionte, o se ascolta i maestri, lo fa perché sono testimoni.
Cioè noi in cafaschiacheres, vedi l'impatto che uno ha, le scelte che mette ad un di fronte alla realtà, alle situazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Dal 75, in stesso anno, Pasolini, il 1 febbraio, fa un fondo sul Corriere della Sera, bellissimo, di una attualità straordinaria, perché il titolo già dice il vuoto del potere. Forse mi massa plen il potere. Chi discuti sul vuoto è il pieno, ma comunque il vuoto perché le weight di sostanze, weight di visione, weight di fondi, eccetera, eccetera. Pasolini, in maniera veramente magistrale, al segno un passaggio che è dalla società che stava dentro un conservatorismo paleocapitalista a tradizione democristiana, lui lo definisce così, e verso un capitalismo nuovo che doveva fare i conti con il movimento operaio, con i nuovi, naturalmente sin dal 75, no? Con i nuovi fermenti che muovevano la realtà. E al giunte, questo trapasso, lo chiama così, hanno le governati di nessuno. Perché? Perché la classe dirigente non acontece di noi, non capisce che si sta muovendo il concetto di bene comune. E allora chi saresse di là dopo fa un salto per capirsi. Voi sentite un fenomeno che qualcuno l'ha definito non individualismo, singolarismo. Ognuno va per conto suo e è convinto che al fatto di besol, freanzi da che altri, da comunità, non mi interessa nulla. Io sono il complesso delle mie preferenze, dei miei fini che mi identificano come consumatore. E anche le fake news, vabbè, è un superamento drammatico dal confronto tra virtualità e realtà. Questo è un problema enorme. Noi lo attribuiamo ai giovani, plan però, che è un problema di attribuire anche a noi altri svecchius, a tutti. Il passaggio è che noi confondiamo ciò che è virtuale con ciò che è reale. E non è quindi all'impatto con la realtà. Si potrebbe dire che non è necessario essere triste per fare il male, ma basta essere acriticamente obbedienti e manipolabili perché non arriviamo all'alta direzione dal pensiero pensante. Perché il pensiero pensante ha domande, partecipazione, coinvolgimento, bene umano, eccetera. E se noi vediamo che i dati dalla partecipazione elettorale, per esempio, sono drammatici. In sotto la metà delle persone che non va a votare. In un paese, anche in questo periodo, là che la coscienza civica e dal dovere diritto al voto è alta, in Aremengo. Ma anche in regioni come l'Emilia Romagna, per esempio, che ha una grande tradizione civica, le ultime selezioni si è andata a votare il 45%. Allora vuol dire che il 55% non ha partecipato alle elezioni. Naturalmente i governanti di questo si fregano altrimenti. Nessuno si preoccupa di questo fenomeno. Anzi, i dicersio malignamente, miglior così. Allora, questo è un punto nevore, perché chi torni allora è un modello elitari di censo. Se non può avviò dice che succede con i grandi, eccetera, eccetera. Ecco. Noi si sta sgovernando per masse tempi in questi ultimi anni
da cui non sa mettere dentro una pore che non fa una pore impaurente. E vince pore per tutti. E la pore è paralizzante, a far pensare male, a far coltivare l'aggressività, a far coltivare la violenza, la pore, perché uno dà di matto. Bene, allora, infatti, i portati in denaro la cultura del rancore, no? Dal rancore. Chi ha avuto un problema che ha un sentì diffuso, antipolitico, no? Ha una disarticolazione dal tessuto della società, e Derrida l'ha definito con due metafore sunevore bielis. Una dice è come la mucillagine, no? Una roba lì che non si capisce bene, che non ha un ponte di coagulo. E di un'altra banda dice che sinta la società dai coriandoli. C'è chi non battus di una banda di che altre. Ma perché succede che robe qui? Perché non le puoi puest ai mestri. Questa è la verità. Non volin i mestris, non volin i mestris, alle veneziani che ha scritto un contributo, un saggio bellissimo, dal mese di novembre pubblicato, che ha un titolo che dice senza eredi. E al sottotitolo dice ritratti di maestri veri, presunti e controversi, in un'epoca che li cancella. Non volin i mestris, perché? Tutti sono dottori, medici, avvocati, perché con l'internet ormai tutti sanno tutto di tutto. È la celebrazione dall'ignoranza, poi classe, altri che mestri. E sì, no, ognuno ha le mestri di se stesso. Quindi i contemporanei non si sentono figli dai genitori, ma figli dal loro tempo. Quindi i mestri sono influencer, diceva prima giustamente Federico, no? Sono influencer, manipolatori dei desideri, dei consumi, e ognuno ha per acclamazione mestri di se stesso. Quando dite prima, attenzione perché io ho girato il discorso in una maniera drammatica. E questo nasce perché vive in una atmosfera. È un autore griffero, bellissimo testo, che l'intitola Atmosferologia. Al dice che noi si drenti un'atmosfera, e al chiappe questo dalla fisica, per cui noi respiriamo l'aria, non si entra per la pelle, per di tutte le sbande. E noi, pian pian, senza inaccorgersi, come i cius, altri che mestri, e assorbi tutto ciò che pensi. Le fake news, le monadis, eccetera, i consumi, no? Come pioris, rispettando i pioris. Ecco, questo è un discorso drammatico, perché anus informe l'atmosfera. È quasi una piel culturale che noi portiamo dentro di noi. E in questo momento dopo, coi saperce, i sin ossessionati dalla sicurezza. Non sono ossessioni, la sicurezza in ogni maniera, pardon, i mestri di sicurezza. E queste sicurezze a plate la voce di punì. E quindi colpì. Io, in carcere, le leggi più severe, e là, militarizzato tutto quanto. E allora, dentro queste suase, avem fuori altri che mestri. Io vi butto via i mestri, i vari Milani, i vari La Pira, i vari eccetera eccetera, no? I vari Berlingueri, io vi butto via. Perché vi incominciate a dire no e loro. Loro sono i migranti che vengono a rompere le schiate schi. Noi vi pensare no che gli altri. E questo succede dopo millenni di tradizioni cristiane. Sono tese queste robe qui. Alca non l'ha funzionato e non funziona. Allora,
omologazione si clama mediante la propaganda, no? Hanno sfasi in pensare c'è cavoli, c'è capensi. E naturalmente a me è venuto un documento che mi ha fatto un epore di Mas, che è un documento niente po' di meno che dal Concilio di Verone dal 1184, che ha questo titolo la Costituzione, ad abolendum diversarum, cioè metti via le diversità, e di lì è venuto dotta l'Inquisizione, che ha fatto, chi di no, a solo i documenti dall'archivio patriarcale, l'ira di Dio. Basterebbe pensare a Menocchio per dire un esempio, poi le strisce, eccetera, eccetera. Boh. Allora, via, bisogna avere un pensiero unico, bisogna avere un'omologazione, altri che mestris. Mestri non conventi a noi sono di ingombro, buttigno via, copigno. E naturalmente il massimo che si può capire è la guerra. La guerra è il massimo terribile dall'annientamento dall'umano, dalla tensione umana, perché è costruita sul nemico, è stato costruito in una certa maniera. Noi abbiamo costruito il migrante, l'ebreo, no? La memoria, l'ebreo, prima, dopo, come il migrante è stato il nostro nemico numero uno e avanti. E chi fa Giovanni XXIII, te pace mi interessa, diceva bellum alienum a razione. La guerra è fuori dal sentimento umano, dalla ragione. E Bauman dice, ma noi stiamo vivendo una retrotopia, cioè il contrario dell'utopia. Tommaso Moro e compagnie hanno tratteggiato l'utopia, cioè pensare al futuro, proiettare il futuro, anche versione sul futuro. E noi invece ti senti una stagione che va in devoro, cacchiale in devoro. Cacchiale, non va in denanta, è l'età della nostalgia, Una volta, l'era también. Eppure noi violini in questi paesi, sono come cimiteri, noi anime vive, sono tutte le siasi sieradis, dilocadis. Però queste robe qui non mettono a tema, nessuno le discorre. Ma c'è molto, la guerra demografiche spaventose. Ecco, allora in al Friul, ecco, poi donne dicono così, e sono un po' ossessionati di tradizioni, ma se tradizioni non ci piace che erano una volta, ma non arrivano a tirare fuori dal patrimonio, da parlare il futuro, per proiettare il futuro in maniere collettive e non di singoli. E allora non è che i vin trattati tan bene i nostri mestri, Pasolini. Lo vin paradia da Friuli alla fine, anche se come tanto centenari hanno fatto tutto un scandai che no, Pasolini su, Pasolini io. Pasolini un corno, perché Pasolini è stato defenestrato dal Partito Comunista di Udine che volte perché provincia di Pordenone era sotto fuori dai piedi, era stato parato via a Roma, fuori dal Friuli, altri che. Perché lui si opponeva all'omologazione, si opponeva al discorso di televisione che stupidiva le Inca, a fare un pensiero unico. E questo David Turoldo. Oh, mamma mia, Turoldo, noi lo incensini tutti gli sbandi. No, plan, manco l'incenso, come i velini avioti. I frari di Madonna di Grazie lo hanno paradia a pista col, altri che balis. Questa è la realtà, perché il Friuli non l'ha intercettato i suoi mestri. È una roba normale purtroppo, perché i profeti che abbiamo in denaro
se sono in un gruppo di warps, è chiaro che i warps non va bene. Ma le altre robe di Turoldo, ma chi se ne stanno sugli ultimi? Scandalo, perché il medio Friuli che aveva di sé una roba eccezionale era un luogo disperato di miserie, di analfabetismo, di chiossul, dalla pelagre. Questo era la realtà, ma naturalmente i Furlan hanno cominciato lì, ma no, questo l'ha esagerato, ecco. E allora Turoldo, che era un gigante veramente, quando calviò lontano, perché era un uomo di frontiere, ovviamente, e al chiacchierare di bisogno di coscienza, al chiacchierare della pace, al dialogo tra i diversi, i cattolici, i non cattolici, eccetera, eccetera, eccetera. Quando è andato il premio Lazzati, un po' mese prima che morisse, il cardinale Martini ha detto una grande roba. Ha detto: noi vogliamo fare atto di riparazione ed evitare di edificare soltanto sepolcri ai profeti e dirti che se in passato non c'è stato sempre riconoscimento per la tua opera, è perché abbiamo sbagliato. Ma vi continuate a sbagliare, pensi io per l'amicizia, anche per la stima che avevi. Pierluigi Di Piazza. Luan, i suoi confratelli lo hanno messo fuori un chiantone, capito? Eppure ha portato in denaro un'esperienza di laboratori intercettando le esigenze eccetera, eccetera. Un mestri. Naturalmente lui ha denunciato levitamente il problema dei migranti, che metofobia, che non è, si eravamo voi, si voltavano in quattro bande. Una stagione straordinaria, splendorosa veramente, è stata dal terremoto, 76. Pensino ai comitati di Tendopoli, io mi visi come fosse ue. Cioè dal basso veniva una partecipazione, era una coscienza, e quali erano gli idrenti, i mestri, con differenza orientamenti, erano i mestri. I mestri erano l'arcivescovo Battisti, erano Comelli, erano Petracco, erano Zamberletti, erano Baraccetti, erano Corniali, eccetera, eccetera, eccetera. Anzi, una sghirie lunghe. E lì è nasciuta la protezione civile. Quindi, dai che mestri, lì è nasciuta l'università che dopo purtroppo ha tradito, non ha fin in son portato in denant le 6 università dal Friuli, veramente, e quindi portare in denant tutta una serie di esigenze, eccetera. Dopo però queste stagioni splendorose si intornaste a retropie e l'inverno demografico alle terribili. Allora, perché bisogna tornare a pensare, bisogna tornare a contarsi. Questo domanda impegno, domanda di cambiare direzione, cambiare senso, tal di se vi senso in termini di significato, sia senso in termini di direzione. E chi tornin, mi vendi di ridi, qua chi pensate che lo becchi, perché i tornin alla maieutica di Socrate, bisogna tornare a nascere, questo è il problema. Se non nasci in frossa, lo dicano le futuro, alle dibanti, che ho ziato, e quindi bisogna estremo che vengano i migranti. E noi vi inviamo la resistenza terribile dai comuni per l'integrazione diffusa, eccetera, eccetera, sono stato contato sulle des di una mano. Perché chi continua con la retrotropia, cioè continua a tirare in devore. E la femmina di Lot che tirava in devore è diventata di sale. Però viene anche i messi dal quotidiano. E i voi di più così, perché essere stantate di. E questo, guarda caso, sono dai genitori.
il pari di Giulia Cecchettin, un uomo straordinario. I genitori sono Nufans, che è stato torturato e copato, Giulio Regeni, i genitori di Regeni, pari e mari. Il babbo, il pari di Romi, tutti quanti, pur vivuto un dramma terribile, in che maniera, i figli, eccetera, 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 non hanno voluto, hanno rifiutato l'idea della vendetta, ma sono mosso una direzione contraria. Ciri, la verità e la giustizia. Ciri, la verità e la giustizia e tira fuori di che il male vivuto. Ecco, tira fuori diventa pellegrini di speranza. E dopo i tre grandi profeti, che sono i tre grandi vecchi, i maestri. Uno è il Pape, che naturalmente ha ascoltato poco, e lui è più forte che 30 d'eglise, ahimè. Capite che il Vangeli non è per sta so di qualche bande, ma è per servi metut in testimonianze, in esperienze, in mentalità, tradotto in un'antropologia, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, e chi abbasteres, laudato sì, e fratelli tutti, là che la fraternità e la sororità sono perduti tutti hanno detto, no qui sì, qui no. Noi Fedro che diceva superior stabat lupus et inferior agnus, per noi si sempre so parzore di qualchidun, e sottimi sempre qualchidun, qualchi sotan alle sempre so di no, e qualchi sorestan, e con che noi l'insei là, la chas. Il secondo è il Presidente della Repubblica. Bisogna che Relini, in lei, l'intervento straordinario, bellissimo, che ha fatto ad Impecce, quando è stata la commemorazione della Repubblica Libera di Carnia del 44. E dopo lei l'intervento che io lo clami la manutenzione della democrazia, perché la democrazia è un ben tenuto in man, quindi protette, sostenuta, eccetera, eccetera, che l'ha fatta a Trieste la 50ª settimana dei cattolici italiani. Un intervento di Mattarella straordinario. E di ultimo, voi metti il gran vecchio, Casares il Nestri, Edgar Morin. Svegliamoci al dis, svensi, e sì, massa indormidis, per tutta una serie di... E lì lui ha fatto tutto una... Al dis, torna a pensare, e torna a pensare, vuol dire, torna a fare un mondo, poi umano. Grazie. Si chiattin in una fase storica che è non la fin del mondo, ma la fin di un mondo, che si prospetta non è il massimo, si consideri l'esibizione proprio voluta in occasione dell'inaugurazione del Presidente degli Stati Uniti, l'esibizione di questo gruppo di miliardari, di tecnocrati, di parons dai mezzi di comunicazione e di condizionamento a livello planetario, per capire che non spetta in teams duri. Però non si ha mostrato e non si ha dimostrato il professore Forte anche che esistono anche i segnali di speranza, come dice anche il sottotitolo che Floramo la mette per queste rassegne. Come sentì Walter Tomada, giornalista, scrittore, intellettuale furlan di un bel posto di Einsincale, direttore da parte dal Friuli, l'unico mensile in lingue furlane, fatto un lavoro ben, complimenti. Alle insegnante in una scuola a Cremonde, in dove insegna anche il professor Floramo. Walter Tomada ha pubblicato 2 anni in lavoro una storia dal Friuli e dai Furlans, che dopo l'ha integrata con un'altra che è venuta fuori qualche mese in lavoro,
e che è intitolata Friulani eretici o eretici friulani, no? E due libri che hanno avuto un successo editoriale straordinario e chi sta lì un merito dalla capacità di divulgazione scientifiche e storiche dall'autore e di certe bande però anche a mettere in luce la gola di conoscere se stessi, di conoscere la propria storia da bande dai furlans perché in tutti di presentazioni mi dicono che le plen dite chi scuola di aiutare a viergi i mestri dal Friuli e anche gli mestris. Allora, è un lavoro difficile fare dopo un maestri come Bruno, perché hai per da buon il piacere e l'onore di viodilu come un po' di riferimento per dove che l'ha fatta e dove che l'è stato e dopo di voi in che modo più, perché c'è che non sa appena detto di una banda un'analisi anche spietata di che altre è un troi di là da ur. Io proverai a cercare di fare qualche riflessione che non ha l'ambizione di essere sul suo livello, ma che viene di una roba che lui vuole, per sua fortuna, non l'ha più. Viene a stare l'esperienza diretta. Che purtroppo è un'esperienza diretta in che società peste fruce che lui ha appena descritto. Che un altro grande vieli, no? O favelavi di grandi vielis, no? Tu favelavi di Moren, un altro grande vieli che l'ha manchiato qualche anno in Daur, Zygmunt Bauman, l'aveva definita la società liquida. C'è questa società liquida, fluida, e è che società che va da Daur, tu hai detto tal scur, all'estate bielchi a Tassi queste settimane a Udin per dedicare la sala delle biblioteche a Tito Maniaco e sono qui anche Mario Turello e Agnol Floramo che ieri e Martina del Piccolo che non sa tirata cimento proprio dicendo che Maniaco era un faro nella nebbia, un lusore in te fumate e allora a c'è pontise la fumate, no? A c'è pontise la fumate è biele penge. E biele penge, ma a che punto si può fare nome dos robis? O molà e buttarsi tal prin rivale o tal prin canale che al passe? O ci di capire in che maniere salta fuori di queste fumate, perché però prima di tutto bisogna cercare di orientarsi e di capire che è fatta. O voi da di qualche citazione perché aiuta come la retrotopia che è un concetto estremamente inquietante ma un lavoro chiaro un altro sociologo di un po' di anni fa Durkheim alvevelava di una situazione che secondo me in questo momento i nostri giovani stanno vivendo, basta vedere anche le cronache che queste settimane ho letto no, sui giornali di fantasmi, bandi che si chiappano, si pestano, si... Perché che in realtà in questo momento Durkheim dice che è una situazione di anomie. Anomos, cioè è una sostituzione, una mancanza di regolis, ma non di regolis, cioè legge andè troppo scovolis, anche masse, e avvocati andè troppo scovolis, non voglio finire nessuno, anche masse. Il problema è la interiorizzazione delle norme, è l'interiorizzazione del valore. Se io ne leggo, ma io non sento che queste leggi è covente, è giusta e ha un valore, se al manca il valore, la legge è come se non fosse. E allora come l'aggressione, il vandalismo, la violenza gratuita, ho fatto un'analisi che a 3D ieri la giornata del rispetto. È una giornata perduta come la giornata di questo, di quello, di quell'altro. No? La giornata del rispetto. In tutta la mia classe hai veduto che i miei fantasmi, cioè che io insegno un'idea, non sanno ciò che vuol dire rispetto. E pensi che rispetto sia di che robe che ti vendi fuori, anche che gli altri, e pensi che tu sei onorevole. E non è così.
il rispetto, lei prende il rispetto di dignità e di umanità, come l'ha detto come Bruno. E allora perché non sono chi valori che poi, chi sono le teorie poi disparate, la psicologia, la psicanalisi, la pedagogia, vanno da le prime tracce. Io propongo una, intanto che confusione tra il reale e il virtuale, che non è il nome dai giovani e che prima Bruno analizzava e è la fonte di tutto. Perché in un mondo dove che facendo l'esempio, no? Una volta no altri non vi devi l'ora di la ingita, no? Di la ingita perché? Per fare casino. E allora si chiamava, si suonava. Come se vuoi sono le ingita con i fantasmi, sono 12 da ora dal loro telefonino, non chianta né son, e alle dot un cimitieri ambulante. Perché? Perché alle chiesto il modello. Il modello di comunicazione non è poi un modello di comunicazione voce a voce, musa a musa, è un modello di comunicazione virtuale. E se nessuno ha che altre modalità, alle di band. Quindi, prendi lavoro dei maestri, tira fuori di un modello di virtualizzazione delle relazioni. Se uno ha la paura che i fantasmi si confrontino e che anche si scontrino tra di loro, non la di fare il maestro. C'è paura che vedi contatto che si... Allora dico che non tu hai poi nessun ruolo. Perché c'è che io mi domanderai in questo ragionamento che ho fatto con voi, ci molto facile un we in tal scuro limbo delle società liquide a noi essi strissinati le onde di queste liquidità. C'è un può di alve un insegnante che, come dite, non è poggiato delle agenzie educative. Ha un ministero che è il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Merito di c'è. Perché c'è di meritaio e c'è di merità che benendes fantas. Qual è il merito? Un numero alla fine di 100 anni di sopportazione o un troi per scuviargi quale che è la tua strada in talavigni? Bene, allora, quando noi ho l'inavvio di perché che queste regole che ho vendite anche in scuole e hanno sempre manco la possibilità di liderizzarsi, è un problema che lei non che è il demantianza dai figli, ma che è il demantianza dai paris, che è il demantianza dai genitori in generale. Venga stai che voi il principio generale in una società appunto liquide, quindi basate non sui valori che potevano essere religiosi, politici, morali, civili, identitari. L'unico valore è il valore, la possibilità di prendere il concetto che è il fondamentale di consumatore. Produci, consuma, crepa. Onde? Allora, in una ottica del genere, la questione è che ogni regola è una sorta di limite, di barriere alla libertà individuale di Gioldi. Di Gioldi c'è, di Gioldi esperienze, di Gioldi bens, di Gioldi robe e di non farsi limitati noi. Se questa è la logica, allora i genitori sparceano di limitare i figli. Qual è la logica? E la scuola in che maniera fasi a limitare, non in maniera arbitraria, ma dant des regole che sono chiese de convivenza, dove che alven fur alcale di differente, no? Il doprà che altre persone per arrivare agli oldi, ma il arriva a instaurare dei rapporti che siano di dignità, di riconoscimento reciproco, di rispetto. E allora, la questione è una questione un po' grivia, perché per arrivare ad ore a fare un ragionamento di un certo tipo, per arrivare ad ore a essi buoni di non imponi, ma proponi
che tipo di logiche bisognerebbe arrivare ad ora avere un'autorevolezza, non un'autorità. L'autorità dai maestri di una volta era anche chiede bacchette. Uè, la sai perdi la bacchetta, basta di una per aule o chialà in maniera ledrosa un giovane, insomma, o una giovane e tu sei dagli atti. Quindi che il modello lì, il modello autoritario non esiste, ma non esiste dai fatti. Non è che è la scuola che rinuncia a farlo, è proprio la civiltà completa che è cambiata. E per fortuna. L'autorevolezza però è un'altra. E vendoglie che quanche però l'insegnante ha un ruolo sociale riconosciuto. Invece la demolizione del ruolo degli insegnanti in gli ultimi anni è stata completa. Distruzione di autorevolezza che viene indenante quasi in una maniera generalizzata, perché via da insegnanza è una vera e propria avversione sociale e non state di no, perché io di che di sentì che gli insegnanti hanno 4 mesi di ferie, che sono alle plene di insegnanti che non fanno nulla. Andè insegnanti che non fanno nulla un'evore, esattamente come in tutti gli altri mestieri, e andè dai privilegi, dai dipendenti statali in tutte le categorie. Ma il problema è che in queste maniere si delegittima completamente una categoria e si fa in maniera che queste categorie si dice che lavora poco e guadagna massa. E è esattamente il contrario di ciò che succede quando uno fa il suo mestiere. Perché dà realtà un fastidio il ruolo da insegnare? Perché sono spazi che erano spazi che al ven via delle leggi dal marchiato, no? Perché la legge dal marchiato dice che tu ti fa 2-3 settimane di ferie e quindi insomma, al salte fuori di che logiche che tocchi a tutti gli altri, se allora al ven chiappato come una sorta di privilegio. Fa l'insegnante è un privilegio. Boh, sarà un privilegio, ma i vostri figli, cui utili al so? Se voi altri genitori sono ridotti o se di spese completamente assenti. Non io conoscevo neanche, a me mi capita ogni tanto di discorrere con genitori che non sanno cui che sono i loro figli. Cioè, ho detto ogni tanto io, ma sto scambiando io il fantasma con qualche don altri o sono loro che non arrivano a capire quale è la sua identità. Identità vuol dire c'è che lui al sente, al pensa, c'è che al chiale, c'è che al vio, c'è che al ascolta. Ogni genitore al varese di fa un'analisi, una vera accurata di che perché che allora c'è fa con ciò che tu hai di insegnato fe. Che alle anche c'è che ho vendi insegnato noi in essi fantasi. E in tal di voi è impensabile in che mondo liquido là che l'informazione arriva da pardot. Come una volta la scuola era considerata l'ascensore sociale. Ben stai i giovani se venivano dai paesi e tentavano di studiare per diventare qualche don, per trattare un lavoro differente che il di loro pari o di loro mari e arrivare ad ora avere una vigni. In questo momento, quando a scuole tu ragioni con loro, al me che tanti svolti si pingiato loro. Perché? Qui io ho convinto di questo. Il fatto che sono dentro queste società liquide che you bombarda di informazioni. Lo chiamano in inglese l'information overload, sovraccarico informativo. E allora voi, se una volta l'insegnante all'era ben o male che aveva di gli implaudi un po' di nozioni, no? Aveva di gli implai loro surviedi che è di che leggere, scrivere e far di conto, come leggere, scrivere e far di conto lo sanno tutti, ma
non capiscono ciò che lei. Ma perché? Perché sono stupidi? No, perché sono bombardati. E non hanno tempo di stare su un test, nessuno gli insegna che all'in insieme, lein insieme, prein insieme. Vi odince che sta l'uldi, anin in un troit al bosco e orientinsi insieme, che attin le strade. Nessuno lo fa con loro. I nonnos, cui che ha la fortuna di veu, di spesso non fanno quel che era il loro lavoro, che è quel di contare. E preferiscono stare un tecchinte un brene, magari per non fare un brene ai genitori. Ma quando che loro arrivano a scuola, come il problema non è più gli employee Sax Ways. Alle tira via la roba plena che loro sono. Loro sono pleni di dot, sono pleni di convinzioni, di idee, di spesso falsi, di spesso stupidi, di spesso egoisti, di spesso che vengono di modei che sono la rete e la pubblicità. E allora il lavoro dell'insegnante prima l'era gli employee, come le svuotà. Il lavoro dell'insegnante come alle ciri di fa capire che non tutto che tu sai è vero, perché tu lo sai. Tu hai di sei buon, di sapere, di non sapere. E allora le chiesto il grosso tema, il grosso insegnamento che non si aiuta a capire perché Federico e Agnul hanno buttato lì Socrate come un madonna, no? In questi incontri. Perché è necessario, uè. Di che domanda hanno tutto un'altra pietra angolare, non sai come si dice per furlare, no? Non mi viene tagliato. Un chiantonare. Che è Elon Musk. Elon Musk, io immagino che lo intendi come un antimodello, no? E uno dice, c'entra con la scuola Elon Musk? Al centro. No. E non come perché Twitter, X, come si chiama, no? No, il tema è che se tu giustamente, no, di insegnante, tu pensi che secondo la filosofia che ho appena detto, la roba che è di fa è insegnare a un fantato, non troppo calelon che il Nilo o il Tiliment, ma insegnare quali che sono i tuoi limiti per superare. Ma Scaleon che l'ha superato un lavoro di limiti. E quindi è un modello per loro. Perché è il modello di innovazione, è il modello di modernità, è il modello di libertà, di dire faccia che tu vuoi senza rendi conto di ciò. Altri che regoli. E allora bisogna capire qual è il modello che al propone, che stomp come epifenomeno, no? Diceva prima Bruno, di una galassia di altri poders e di altri sistemi che alla fine c'è ragionamento comune che di fa continuare che logiche dal gialdimento e dall'individualismo sfrenato. Dulà che la scuola e imparare non sono robis che coventi, ma anzi ostacoli. E allora c'è modello vueli al Musk. O lo sapete, perché uno dei robis, vedete che Musk, docce calfas lo dice, dotto, forse proprio non dotto, ma appena che lui al fa salc, come anche perché al sacca è talmente scrutinato che viene a saperlo. E allora c'è il fatto lui, a parte la Tesla, quindi le macchine elettriche, a parte SpaceX, quindi l'esplorazione spaziale privata, a parte Neuralink,
che sarebbero le reti neurali che vogliono collegare il computer al cervello o il cervello al computer. C'è il fatto là di te anche che a un certo punto lui a scuola non si trattava bene perché è autistica, è bullizzato e quindi poi i suoi figli volevano una scuola speciale. Poi i suoi figli che vengono anche lì di femmine differenti, modalità differenti, dopodiché invece che gli altri si hanno di credere, obbedire, combattere, no? Ma la scuola prendi dote li ho tu in una scuola che erano scuole per ragazzi plus dotati, chiamati, no? Quei piccoli genius, no? Ma alla fine sono stati lì e non gli leva bene neanche che. E allora la pensata di viaggiare una scuola cioè i suoi figli e sono là in una scuola che lui ha fondato dove per loro e che l'ha aperta anche ad altri che sicuramente non saranno stati puares o figli di muradors come me, che le acclamate ad Astra, no? Perché insomma gli stellis, no? Smente anzi per aspera però, perché il tema è lei che non coventa il sacrificio, no? Per arrivare sugli stellis. In queste scuole, per esempio, già io non manderei mai i miei figli perché andè una roba che lui ha rifiutato per definizione, che è il studio des lenghis. Non covente studiare lenghis. Le lenghis sono una roba che a Joms non covente capì, perché li capiranno i computer. Lui è convinto che in tal 2030 già tutti questi lingue saranno immediatamente traducibili dei reti neurali e quindi anche se io chiacchiari uzbek e lui furlan non si capirà perché il nostro cervello farà la traduzione simultanea, quindi non conventi imparare lingue. Anche altre materie che sono poco, insomma, per esempio la religione, che è una materia opzionale, chiaramente, ma a parte per Valditara, che tra poco. Ma la religione non convente, neanche la geografia convente. Semmai è convente l'astronomia, ma non la religione, la geografia. E allora mi è venuto di ridi a pensare di queste robe, e il principio e il motto della scuola è, perché non vengono insegnate nozioni, vengono insegnate sono nome problema. Teach the problem, not the solution. Insegna il problema, ma non la soluzione. Perché? Perché ogni don ha dedicata la sua soluzione. E allora il tema è chiesto, no? Il tema è chiesto. In un modello del genere non ci può fare a offrire un'alternativa. Se neanche i problemi se hanno una soluzione univoca, la scuola c'è coventie. La scuola mi è venuto di ridi perché ho oscillata a Chiappasù, o speri di Chiattalu, il modello al faceva riferimento prima Bruno alle scuole in Testendopoli, no? Che sono stati su un'esperienza straordinaria di una vitalità e di una anche innovatività che è straordinaria. Tanti svolti, i disastri e costringe i sistemi a innovarsi. Chiaramente il Covid. Provate a pensare che all'estate per scuole italiane arriva in 30 giorni a fare le innovazioni che non sono state fatte in 30 anni. Dal punto di vista tecnologico, metodologico. Sante Scugne si chiama, no? La protettore di tutti gli innovatori. Però in Friuli andare anche prim un modello educativo che era stato proponuto e torniamo sempre ai predis, no?
di Premenizzanier, la Scuole Libere Furlane. La Scuole Libere Furlane che nasceva come chi o cir, proprio, scusami, quello chi. Il frutto alla di Cresci è nato da un senso etnico di comunità linguistica ai Furlans, 1952. Io non doprare la parola etnic, onestamente, però anche volte si doprava di default. E perché il frutto alla di Cresci sa vinca la appartiene a una lingua e a una nazione furlane. Allora in queste scuole, dove si studiava non come il Furlan, ma a par Furlan, che erano scuole alternative, non erano scuole, non era la scuola di Buinore, era la scuola alternative. Dut casa erano in materie come la religione, le grammatiche e la storia e andavano una bellissime, che secondo me è la res portata di Newf, che è la creanza, materia di studi. La creanza, o immagini che in tal loro concessione fosse la educazione, no? O la condotta, o può dare essere indoprale voi come educazione civica, ma c'è il ragionamento che avviene in denante, che sono modelli alternativi che vanno sempre in te stessa direzione. La creanza vuol dire che io ti ascolti quando tu hai di favelà e tu mi ascolti me. Vuol dire che il dialogo, no? Che il confronto, che è proprio la maieutica socratica. Vuol dire che il concetto che permette a Socrate di diventare un maestro che 2400 anni dopo, noi chi ai colono società come maestri, anche se non l'ha scritto un'eria. Perché non vuol dire che non scrivi all'udino insegna, vuol dire che attraverso dal dialogo tu vieni a conoscere, come che voleva lui, che il pies dai mai non è non sapere, no? Non è non sapere, ma pensare di sapere. Perché chi che pensi di sapere non ha poi bisogno di scuviarsi nulla, non ha poi bisogno di ascoltare nessuno. Non poi bisogna di là a torpa al mondo e poi vivi dal loro smartphone e pensare di essi lì dentro per uns di tutto. E è la muarte società che lì. E che lì va evitata, ma si evita il nome allenando al dialogo, facendo come che fa il nome annual doprant l'ironia, che è un'arma straordinarie per strissinare d'ogni che apparentemente vuole intigniti lontano perché tu menacci le loro sicurezze sulla loro quieto vivere. Insomma, che dialogo, che è l'unica strategia che porta alla verità, alla deriva a portati su un troido là che si inquintra la gente, alle perché che Socrate alle fine è stato condannato come corruttore di minorenni, cioè alle fine corrompi la Juventus, no? Mi ha detto una volta un mio studente, ma non è vero che corrompeva la Juventus, è la Juventus che corrompe di solito, no? La Saint-Pierre di riferimento, perché non sai che l'ha fatto Luding e quindi so in... Allora, Io ostie. Oh, c'è brutis robis che tu mi dici Fabiano. Ma non convente la Ciri Socrate. Socrate probabilmente non era neanche l'inventore di queste robe qui, perché di maestri antichi prendi che altri maestri straordinari che è stato Gesù Cristo, andare stas che venivano in cima poi di sorelle Yevat. Per esempio, all'era Buddha, che diceva che bisognava chiattare polse nome in se stesso, che bisognava arrivare a liberarsi dal dolore, liberarsi dai 5 veleni che avevi in Tor, lodi,
il masse si taccassa agli robis, l'invidia, la bravura di se stesso, l'orgoglio e il dubbio. Di che altre bande all'era Confucio in visit, no? Che in Chimoprin arrivava ad ore a dire la stessa roba, perché lui non diceva io sai che io sai che io ho trasmesso, non ho inventato nulla io ho trasmesso, non crei nulla. E anche lui in realtà non le in i dialoghi di Confucio, ma anche lui non l'ha scritta una ria. Sono tutti i suoi discepoli che hanno chiappato tutto. Allora, tutte queste robe non parte in una direzione, non sai, forse le sto facendo, ma se lunghe, esatto, in una direzione che non smene comunque a viodi anche chi in Friuli des possibilità che sono state in queste storie di drecciare dai trois che la storia non sa menata intorno. O pensi a qualche maestri e o sieri facendo riferimento proprio da qualche maestri che mi è capitato di incontrare in queste ricerche e che o pensi che tutti i furlan se vedi di sei braurosi di vendivus di pareli. Oddio, i furlan si hanno avuto anche un maestri a Tumiec dal 1909 che si chiamava Benito Mussolini, a dire la verità. Per cui è che all'era che ha capito l'importanza delle scuole. Di fatto la prima riforma che l'ha fatta fare, no, è la riforma gentile, e quindi di che bande lì aveva capito tutto bene. Ma o pensi a un altro maestri di Mont, no? Che non era Tito Maniaco, che è stato maestri in Mont e anche in città, perché anche Moprin di là sua moglie all'era faceva il maestri volontari per i figli dagli operari in tai circuiti, in tal dopolavoro ferroviario, in tal dopolavoro in via Villalte, cioè aveva questa grande vocazione. Ma un altro maestri di Mont, in Spring, allora il maestro Eugenio Caneva, maestri che dal 1880 non si contentava di insegnare i frus di culino di Fordavuotri, anche di Fordavuotri, di culino in cima poi su, e anche culinuto. Non si è contentato di insegnare, ma l'ha voluto mostrare una strada, che anche lì è una strada che non era imparata e stiampata, ma è mettete ad un tutto ciò che di più prezioso ves, venga stai i vostri svaccis, il vostri lat, e fate d'ogni una latteria sociale cooperativa. La prima in Friuli, il primo modello. Allora, quando è arrivata la prima guerra mondiale in Friuli andarono 321 di latterie sociali cooperativi, partiti tutti da iniziative di un maestri che non si è contentato di chialà la fumata e di farsi glotti di ie, ma che l'ha portata a una strada nuova e che ho varendiciri di chiatà, tutti no.